Per Aulus di Nemie, fidi a Calie, tal mes di Casleo dall'an 20, biel che ho erita forcet se disuse, Canani, un dai miei fradis, e altri di loro arrivarono di Giude. Io interperai arrivar dai giudeos che erano intorno a Sdoglie dopo di vele portate fur de prigionier e arrivar di Gerusalemme. Mi diseri che le han portate fur de prigionier a son ventilà tetiere chiamas di miserie e di avvilimento. Lis muris di Gerusalemme a son plenis di slambris e li sospartis li sa consumadis il fuc. Sintin chestis peraulis mi sentai e o tacai a vai e o fasei corot per un evore di giornadis, zunant e preant denant dal Dio dal ciel. O disei, Signor, Dio dal ciel, Dio grande e trement, che tu mantegnis il pat e il bon cur con che ti vuole ben e che van da or dai tei comans. Ten lis to sorellis viertis e i toi voi spalancas per ascoltare la preghiera dal tuo servidor. Io o sto preandenan di te, di e gnot, pai fis di Israel, ti ei fameis, confessanti pecchias, che no, fis di Israel, ov infat quintri di te. Anche io e anche la chiesa di mio pari ov impecchiat. Se si comportas mal con te e non vin rispettat i comans, lis les e gli ordins che tu has dat a Mosè, tuo servidor. Visiti de paraule che tu has dat in consegna a Mosè, tuo servidor. Se non sareis di paraule, io sparniciarai fra mies dei foresti. Ma se tornareis di me e solareis da ur dai miei comans, io metareis in veore, se anche la vostra int e fos sparniciate dai confins dal ciel, io tirerei d'oglie, e di lì io tornerai a menat al luc che si è giù per fastà il mio nome. Po ben, che estia sono i tuoi servidors e il tuo popolo. Tu li has salvas con grande potenza e con man forte. Signor, ten li tuoi sorellis attentis alla preghiera del tuo famei e alla preghiera dei tuoi servidors, che abramin nome di rispettare il tuo nome. Dai fortune come al tuo famei, calchiati un buon accet denandi che stom. In che volte io ieri copir dal re. Tal mes di Disan, dal 20 anno dal re Artaserse, appena che il vin al fo prontat denan dal re, io o chiappai il vin e a strucchiai. Io mo non eri mai stata velit presenza di lui. Sicché il re mi dise, parceppo astu che muse avvilide, eppur non è che tu sei di stat malato, appoiessi domine passion dal cur. Allora io o chiappai un gran spac e disei al re, cal vivi il re per in eterno. Se mut poderessi e non iesi avvilide la me muse, quanche la città, la che son sotterrassi mei vons, hai edutto une maserie e li sospartes li sa consumadis il fuc. Dissali il re, se volaresti mo. Allora io preai il Dio dal ciel e poi rispondei al re. Se para al re e se il tol famei alla chiatat plait denanda i tiei voi, mandimi in Giude, te citat la che son sotterrassi mei vons, perché poi di tornare a fa su. Il re, che aveva la regina sentata in bande di lui, mi dise, troppo duraria il tuo viaggio, e quan pensi tu di tornare? Io i destinai un tempo. Il re aveva detto che la roba di buon voli e mi la salà. Allora disei al re, sei para al re, che mi vengono dati di sletteris pal governador d'oltriflum, perché mi lassin passà e entrare in Giude. E una lettera per Asaf, guardiando al par dal re, perché mi dedi il legnam per far su gli squartis de fortecce dal templi, per smuris de città e per chiase la che la raia sta. Il re
mi consegnali letteris, perché la man misericordiosa dal mio Dio, aiere pasore di me. Arrivai dal governatore d'Oltriflum, consegnai le letteris dal re. Il re aveva mandato con me una scorte di graduati e di cavaliers. Ma quando Sanballat il coronit e Tobie sclava Ammonit a venire a sapere che stavi arrivando, displase un evore che fosse arrivato ad aurone man ai figli di Israele. Arrivato a Gerusalemme mi fermai 3 giorni. Poi ho vai via pegnot e ho ciolei come un troput di oms, senza disinuia di nessuno, dice che Dio mi aveva mettuto in cur di fa per Gerusalemme e senza nessun'altra bestie fur di che eri montato. Ho saltato fuori dal cur de gnot per parte de conchie e ho lei de bande da risultive dal dragon e per parte dalle dan, chialando i smuris di Gerusalemme che erano pleni di slambris e che li sospartis li sveve consumadis il fuoco. O lei in denant fin tremai alla parte de risultive, alla vaschia del re, ma non era un puest che arrivasse a passare la bestia che era montata. Allora, sempre di gnot, o tornai su per valade, intenta chialà gli smuris. Poi dopo, entrante parte de conchie, o tornai a chiase. I magistrati non sapevano né la che lo avevi stato, né che io eri da ora fa. Fin in quel momento non avevi di nuie, né ai giudeos, né ai predis, né ai sorestans, né ai magistrati, né a di nessun di che aveva in qualche incariche. Allora urdisei, vuatris, oviodeis la streme così ridusus, Gerusalemme è tutta una maserie, e li sospuartis li sa consumadis il fuoco. Vignit, tornin a fa sugli smuri di Gerusalemme, e non us ridaran più da ora. Contai cemut che la man misericordiosa dal mio Dio è restata pasore di me, e anche le speraulis che il re mi aveva dittis. Allora loro dicevano, dai, tachin a fa su, e a chiappare in spirito al metti man a queste grande vore. Quando però Sanballat il coronit e Tobie sclava Ammonit e Gesem l'arabo a venire a sapere la robe, non schiolerin via e non sriderin di sint. Se faceso po', veso proprio che di rivoltarsi quindi dal re? Allora io rispondeu, il Dio dal cielo nos darà un buon esito. Noi suoi servitori si metteranno a fa su. Voatris però non veis ni parte, ni diritto, ni memorie in Gerusalemme.